Signori, buonasera e benvenuti. Io direi di dare inizio a questa assemblea, dichiarando aperta la seduta, passando la parola poi al segretario per l'appello. Prego, segretario. Allora, comincio col comune di Altibole, Busnardo, Arcade, Presti, Asolo, Migliorini, Orso del Grappa, Dall'Agnol, Breda di Piave, Mosole, Cairano di San Marco, Precoma, Cappella Maggiore, Barazza, Carbonera, Ortolan, Casale sul Sile, Segato, Casier, Cararetto, Castelcucco, Mares, Castelfranco, Marcon, Castello di Godego, Parisotto, Cavaso del Tomba, Rugolo, Cessalto, Crosato, Chiarano, De Pieri, Cimadolmo, Ministeri, Cison di Valmarino, da Soller, Codognè, Tommasella, Colle Umberto, Coletti, Conegliano, Chies, Cordignano, Campagna, Cornuda, Sartor, Crocetta del Montello, Tormena, Farra di Soligo, Perencin, Follina, Colletta, Fontanelle, Poletto, Fonte, Ceccato, Fregona, Chies, Patrizio, Gaiarine, Zanchetta, Giavera del Montello, Cavallin, Godega di Sant'Urbano, Guzzo, Gorgo il Monticano, Cover, Istrana, Gasparini, Loria, Baggio, Mansuè, Milan, Mareno di Piave, Modolo, Maser, Benedos, Maserada sul Piave, Marini, Meduna di Livenza, Pitton, Miane, Buso, Mogliano, Veneto, Bortolato, Monastier, Moro, Monfumo, Metti, Montebelluna, Borgia, Morgano, Rostirolla, Moriago della Battaglia, Rizzetto, Motta di Livenza, Righi. Sì, l'ha detto qui. Nervesa della Battaglia, Fontebasso, Oderzo, Scardellato, Ormelle, Manente, Manente, vice sindaco allora, perché non abbiamo... Orsago, Collot, Paese, Uberti, Pederoba, Turato, Pieve del Grappa, Michelon, Pieve di Soligo, Soldan, Ponte di Piave, Roma, Ponzano Veneto, Baseggio, Porto Bufolè, Susana, Possagno, Favero, Povegliano, Manzan, Preganziol, Galeano, Quinto di Treviso, Sartori, Refrontolo, Canal, Resana, Bosa, Revine Lago, Magagnin, Riese Pio X, Guidolin, Roncade, Zottarelli, Salgareda, Favaretto, San Biagio di Callalta, Pillon, San Fior, Masetta, San Pietro di Feletto, Rizzo, San Polo, Fantuzzi, San Vendemiano, Zanchetta, San Zenone degli Ezzelini, Marin, Santa Lucia di Piave, di Fabio, Massimiliano, Sarmede, Pizzol, Segusino, Paolon,
Cernaglia della Battaglia, Villanova, Silea, Canzian, Spresiano della Pietra, Susegana, Montesel, Tarzo, Boff, Trevignano, Bonesso, Treviso, Manera, Valdobbiadene, Fregonese, Vazzola, Zanon, Vedelago, Romano, Vidor, Bailo, Villorba, Soligo, Vittorio Veneto, Miatto, Volpago del Montello, Povelato, Zenson di Piave, Dallanese e Zero Branco, Durighetto. Grazie segretario. Chiedo la disponibilità a fare gli scrutatori al sindaco Mares, che avevo visto qua in prima linea, adesso lo vedo. Chiedo la disponibilità, grazie sindaco, ai sindaci Ortolan e Barazza, visto che allora scalo, chiedo a Precoma. Fare gli scrutatori non è... potete star pure comodi lì, sarete chiamati dopo. E quindi Mares, Ortolan e Precoma. Non so se è stato fatto un minuto di silenzio in occasione dell'assemblea precedente. Vedo che annuite, quindi noi l'abbiamo fatto in occasione del Consiglio provinciale e quindi estendiamo anche la nostra partecipazione a quel minuto di silenzio. Il primo punto di previsione, il primo punto all'ordine del giorno è il bilancio di previsione del 24-26 con la nota di aggiornamento al DUP e relativi allegati. Siamo chiamati come sindaci ad esprimere un parere alla proposta che abbiamo illustrato al Consiglio e che adesso sinteticamente illustrerà la dottoressa De Gioia, ad ognuno di noi. Poi faccio qualche breve considerazione anch'io, dopo apriamo la discussione. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti. Allora, sarò sintetica perché so che il Presidente ha molte cose da raccontarvi e comincio subito a indicarvi quelle che sono le aree di intervento del bilancio, che poi sono diciamo ben rappresentate dagli obiettivi strategici nel documento unico di programmazione: la digitalizzazione e l'innovazione, la finanza, la crescita economica, la sostenibilità, la mobilità e il rafforzamento del sistema delle autonomie locali, trasversalmente le pari opportunità e la semplificazione. Quindi questo è un po' l'archetipo di quello che è il bilancio 2024-2026. Le entrate del bilancio 2024, le previsioni riguardano innanzitutto le entrate tributarie, 31 milioni per l'imposta sulle assicurazioni di RC Auto e 27 per l'imposta di trascrizione al pubblico registro automobilistico, il cosiddetto passaggio di proprietà. 5 milioni invece per il tributo ambientale, per un totale di 63 milioni di previsione 2024, al quale detraiamo subito l'assegno di 25 milioni che stacchiamo per il governo ogni anno in seguito alla legge di bilancio del 2015, quale contributo alla finanza pubblica. Ecco che quindi ne rimangono 38 milioni di euro. Le entrate legate al mercato automobilistico, 31 e 27, quindi 58 milioni di euro, sono in realtà in aumento rispetto alle previsioni 2023, in quanto il secondo semestre del 2023 ha portato quindi una crescita importante del mercato automobilistico tale pare da confermare un 20% in più rispetto al 2022. Questi numeri per noi sono importanti, dovuti soprattutto alle immatricolazioni che hanno ripreso dopo le consegne che erano bloccate, si è sbloccato anche il mercato dei microchip dell'automotive ed è aumentato tantissimo il mercato dell'usato. Ma nonostante questo, come potete vedere da questo grafico, siamo ben lontani da quelli che sono invece i valori del 2019, dove le entrate automobilistiche raggiungevano quasi 64 milioni di euro e oggi a malapena i 58 milioni di euro. Fondamentali per noi sono anche le entrate da trasferimenti, sia dello Stato che della Regione Veneto, correnti in conto capitale.
Contributo statale di 10 milioni di euro, ci viene dato appunto dallo Stato ed è garantito fino al 2033. Contributo statale per la viabilità, 5 milioni di euro quest'anno, ahimè destinato a dimezzarsi l'anno prossimo, scusi 2025. Contributo statale per ponti e viadotti, complessivamente di 15 milioni di euro previsti dal 2025 al 2024 al 2029, però per la quota 2024 è presente con 1.100.000. Trasferimenti per il trasporto pubblico locale dalla Regione, 20 milioni di euro è la delega che abbiamo. Il contributo per i mezzi del trasporto pubblico locale, 240.000 euro. Trasferimenti per le funzioni delegate, in particolar modo per la polizia provinciale, 830.000 euro, trasferimenti per la fauna selvatica, il centro recupero degli animali, 110.000 euro, e per attività culturali altri 100.000 euro, funzione delegata. Contemporaneamente però a questo decremento che avete visto prima delle entrate correnti, ahimè, abbiamo assistito anche al fenomeno di irrigidimento delle spese correnti per varie cause inflazionistiche, di personale, varie dinamiche. Anche ricordate che nelle spese correnti noi intendiamo dire anche tutto il funzionamento delle scuole superiori, degli istituti superiori, non solo quello istituzionale dell'ente. E pertanto quindi una dinamica che va a detrimento di quelli che sono gli equilibri della provincia e che difficilmente saranno comprimibili. Nonostante tutto, ecco qua la sintesi di quelli che sono quindi gli stanziamenti previsti per le funzioni fondamentali. Nel 2024 daremo 16 milioni alle strade, 13 milioni alle scuole e 1,5 milioni all'ambiente, per un totale di 31 milioni di euro. Nel 2025 8 milioni e mezzo, alle scuole 13 milioni, all'ambiente 1,2 milioni. Nel bilancio 2026 11 milioni per le strade, 12 per le scuole, quasi 2 milioni di euro per l'ambiente, per totali 26 milioni di euro. Interessante però, prima di chiudere, dare un'occhiata a questa istogramma sugli investimenti 2016 e 2023, che dimostra come da quando siamo diventati di fatto un ente di secondo livello nel 2016, e quindi siamo stati a pane e acqua per i primi 2 anni, 16 e 17, in termini di investimenti. Poi abbiamo cominciato una crescita grazie a una reperibilità di cui è stata capace l'ente di fondi dall'esterno, al punto da toccare nel 2021 45 milioni di euro per le scuole, per un totale complessivo di investimenti di 236 milioni di euro, che se fate 2 conti sono più o meno 30 milioni l'anno di investimenti. 165 per le scuole, di cui la metà solo negli ultimi 3 anni grazie al PNRR, che ha pesato per 83 milioni di euro, me lo vedete dal 21, 22 e 23, e 71 milioni di euro per le strade, dove un quarto, grosso modo, è andato ad accordi di programma per i comuni per 14 milioni di euro. Ahimè, meno eccitanti le notizie per quanto riguarda i prossimi 3 anni, 24-26, in quanto il PNRR termina, il contributo legato alle manutenzioni delle strade si riduce notevolmente, per cui, come vedete, già dal 25 un forte calo, dal 24 già un forte calo, che poi si protrae anche fino al 26. E purtroppo la legge di bilancio che sta venendo avanti contiene anche una spending review anche per le province oltre che per i comuni, che verrà probabilmente solo in parte mitigata, ma staremo a vedere in cosa consisterà. Questo è quanto, grazie. Grazie a lei, dottoressa. Io ruberò 10 minuti al massimo e mi metto l'orologio qui per cercare di non sforare questo tempo, per integrare un po' quello che è stato presentato e quali sono gli obiettivi che ci siamo posti per l'anno prossimo. L'obiettivo principale rimane quello di lavorare sull'edilizia scolastica, rispetto alla quale i contributi intercettati dalla provincia, che sommano oltre 100 milioni di euro,
vengano calati a terra tutti. Gestire 100 milioni non è stato semplice perché hanno comportato anche della integrazione dei quadri di spesa da parte dell'ente con fondi propri, però non abbiamo perso nessuna opportunità ad oggi. Alcuni sono stati conclusi, interventi più significativi del prossimo anno riguardano i poli scolastici di Treviso, Castelfranco, Pieve di Soligo, Vittorio Veneto, Villorba, Montebelluna e Conegliano. Li vedete nella slide che è proiettata qui alle mie spalle. La somma di questi interventi supera i 75 milioni di euro e quindi il grosso, il clou delle operazioni sulla scuola vedranno il prossimo anno la sua concretizzazione. E ripeto, si sommano a interventi già fatti e inaugurati nel corso del 23. È un obiettivo ambizioso che stiamo perseguendo da tempo, sul quale nessun ritardo sinora è stato portato. Non c'è stato alcun ritardo e vedete ci sono anche degli slide. Un intervento, quello dell'ex post, è atteso in Treviso, darà una risoluzione al problema dell'artistico, che è un istituto posto al centro di Treviso, prossimo al Museo di Santa Caterina, e quindi questo riqualifica, oltre che la scuola stessa, anche quella parte di città che in un contesto oggi molto gradito in termini culturali e di turismo penso possa avere anche questa valenza. Così come la nuova scuola di Ca del Galletto, Lipsia, Maffioli a Montebelluna. A Montebelluna abbiamo inaugurato, tagliato il nastro quest'anno, la nuova sede delle Inaudi Scarpa. Nel 24 si concretizzeranno la realizzazione degli spazi che consentiranno al Maffioli di trovare in un'unica sede tutti quegli spazi che oggi invece vede il Maffioli essere distribuito in 3 sedi in quel di Montebelluna. Questo processo di razionalizzazione interessa un po' tutte le scuole, ribadisco, grazie all'opportunità di questi 100 milioni che siamo riusciti a portare a casa, così come il Città della Vittoria è un intervento molto importante che si somma a quello della palestra, in parte cofinanziata anche dal Comune, che consentirà di avere all'Istituto Beltrame, ma sostanzialmente darà anche risposte al Flaminio, di avere una nuova palestra dal costo di oltre 4 milioni, consentirà di avere anche degli spazi per il pubblico, in modo tale che nell'utilizzo extrascolastico le società sportive del territorio trovino degli spazi consoni per le proprie discipline, che consentono anche di far gare a livelli regionali, nazionali. Nel 2023 una breve carrellata di quelli che sono stati conclusi. Anche qui i poli scolastici rimangono sostanzialmente gli stessi. Il più significativo è stato l'intervento che abbiamo fatto appunto a Montebelluna, come dicevo prima, così come il Galileo Galilei di Conegliano e via via scendere il Giorgione di Castelfranco Veneto, il Duca degli Abruzzi e Treviso, il Sansovino di Oderzo, insomma una visione a 360 gradi. L'altro settore sul quale ci siamo concentrati e ci concentreremo è quello della viabilità, altra competenza fondamentale della provincia di Treviso, e l'opera di manutenzione ordinaria diciamo che è la mission sulla quale si tende a dare priorità, perché io ricordo i miei inizi da presidente di provincia, neanche l'ordinaria si faceva, non la straordinaria, e sappiamo tutti noi quanto poi questa incide in termini di sicurezza, anche nel fattore che se non fai ordinaria poi devi fare straordinaria, diventa tutto più difficile da gestire. Un focus vorrei farlo sul cofinanziamento dei lavori del bando viabilità, che hanno visto qualche intervento essere portato a termine nel corso del 23, hanno visto diversi comuni magari vedere la richiesta di rivedere il cronoprogramma, cioè lavorare di concerto con le amministrazioni, in quanto la gestione finanziaria di questi interventi, farla in modo puntuale, aiuta a centrare gli obiettivi tutti, e io con qualche sindaco ho anche parlato in modo tale di coordinarci e richiedere i soldi alla provincia nel momento in cui c'è l'effettivo bisogno, perché questo consente di centrare tutti gli obiettivi. Molti li abbiamo governati nel corso del 23, altri li prenderemo in considerazione nel 24, alcuni
sono già sostanzialmente finanziati, fra virgolette, no, sono finanziati alcuni quelli che hanno una priorità già condivisa con l'ente provincia. Con l'avanzo del prossimo anno confidiamo di andare a finanziare tutti, così come ci eravamo impegnati nel fine del 2021, 22, non ricordo bene, che ha visto anche comunque alcune amministrazioni comunali rinunciare al contributo perché l'aumento del costo delle materie prime trovava difficile copertura da parte degli enti locali. Alcuni mi hanno chiesto di procrastinare il contributo ad annualità successive e questo è stato un indirizzo che ha consentito anche di trovare nell'amministrazione provinciale una porta aperta, perché aiuta a governare questo processo che cerchiamo di rendere più puntuale possibile in termini di cronoprogramma, cioè impegnare i soldi effettivamente quando servono. Si proseguirà l'investimento totale di circa 13 milioni, sempre la somma dei due finanziamenti tra comuni e provincia. L'attività, una di molto positiva, è quella dei ponti, il decreto ponti, così comunemente conosciuto, dà alla provincia fino al 2029 28 milioni e 600 mila euro e i lavori dal 24 al 29, i lavori li vedete elencati, vedono i nuovi ponti, i più salienti sono quelli di Motta di Livenza e di Casale sul Sile, adeguamenti sul ponte Teva Vidor, a Oderzo sul Monticano e via via, insomma, come li vedete alle mie spalle. Sulle barriere stradali sono stati stanziati 1.280.000 euro, ci sono alcuni lavori già completati, Monfumo, l'SP34 a Susegana, Follina, Nervesa, e in fase di ultimazione li abbiamo sull'SP57 in destra Piave in comune di San Biagio di Callalta. Le manutenzioni sulle barriere danneggiate da incidenze, gli incidenti e dalle varie urgenze sommano 175.000 euro. Alcune slide le vedete proiettate con i rendering delle nuove edificazioni, della nuova viabilità. Anche questo è un progetto sono progetti abbastanza impegnativi, però tutto sommato abbiamo ancora la capacità di dare risposte quando i soldi ci arrivano. Un piccolo focus lo faccio su alcuni lavori già inaugurati, conclusi nel 23, rispetto ai quali appunto c'è stata la concorrenza anche dei comuni con il loro cofinanziamento. Al di là delle gallerie del Grappa, e ricordo questo essere uno dei primi impegni che mi ero preso e sono contento di aver intrapreso quell'avventura, ancorché sia andata un po' lunga per alcune questioni anche meteorologiche. Oggi le gallerie il lavoro è finito, sono chiuse perché il periodo invernale fa chiudere la 141 perché questa non è agibile, però ricordo anche la relazione del geologo che diceva che potenzialmente potevano cadere massi dal peso di 10 quintali e quindi quello è stato un po' il là per andare a portare avanti questa messa in sicurezza, così come la rotatoria del baston, e via via vedete i lavori realizzati con i relativi impegni da parte della provincia. Il resto sono finanziamenti che hanno messo i relativi comuni. Sull'ambiente 2 milioni erano stati stanziati e le risposte che siamo stati in grado di dare ai comuni e alle aziende, insomma alle comunità, vedono uno spettro abbastanza ampio e sostanzialmente posso dire che i soldi della tariffa per l'esercizio delle funzioni ambientali vengono investiti in questi indirizzi ben graditi dai beneficiari dei bandi, visto che sostanzialmente vengono esauriti in poco tempo. Ricordo quello cos'era, i pannelli fotovoltaici che non vedo in questo elenco perché probabilmente sarà riportato nel prossimo anno. Ah, questi sono del 24, perfetto. Si ripropongono quelli del 23, non riproponiamo quelli dei pannelli perché 800.000 euro erano stati messi e stati con una sorta di click day assorbiti in poco più di un quarto d'ora. Quindi interventi rivolti al miglioramento dell'ambiente. Si riproporranno il bando delle aree verdi
e attività di informazione e sensibilizzazione su tematiche ambientali. Ecco qua quelli a cui facevo riferimento prima: il bando impianto fotovoltaici 800.000 euro, il bando per l'installazione di nuovi climatizzatori per 400.000, i bandi, i contributi per la pulizia delle canne fumarie e degli impianti a biomassa, i contributi per l'illuminazione degli impianti sportivi comunali, i contributi per le aree verdi per i comuni. Chiudo con alcuni servizi messi a disposizione dei territori. Li avevo annunciati ancora all'assemblea scorsa, specialmente quello della selezione unica degli idonei per andare a formarli. Questo è stato un po' articolato, ma ci siamo arrivati. Oggi abbiamo avuto una partecipazione di oltre 500 candidati nella formazione delle 5, mi sembrano sia, le categorie le categorie, insomma, dei potenziali dipendenti fra amministrativi, tecnici. Abbiamo avuto una buona risposta, perché la domanda di oltre 500 hanno risposto. C'è stato gli albi hanno più di 200 persone messe a disposizione. Alcuni interpelli si chiamano, sono già arrivati, cioè i comuni che chiedono di poter attingere questa lista di idonei. L'altro servizio che ci dà particolare soddisfazione è quello della stazione unica appaltante. Sono stati 141 milioni gestiti dalla stazione unica appaltante della provincia di Treviso nel 2023. Continueremo ad essere a supporto dei comuni, specialmente nei lavori inerenti al PNRR. Abbiamo anche l'attività di comunicazione con l'assistenza grafica a disposizione dei comuni. Ricordo che la stazione unica appaltante vede 115 soggetti che hanno sottoscritto la convenzione con la provincia, e quindi sostanzialmente tutti i comuni più altri enti come IPAB, piuttosto che coloro che fa bisogno di fare gare per servizi o per lavori, trovano nella provincia una stazione unica che vede in questi 141 milioni di quest'anno, ma negli oltre 430 fatti nei 6 anni precedenti, non aver trovato alcun intoppo di tipo burocratico, chiamiamolo così. E quindi una soddisfazione. I servizi al territorio ai comuni vengono dati con la Polizia Provinciale, la Protezione Civile, il SAD. Sapete che siamo capofila di un progetto sulla digitalizzazione a beneficio dei comuni. Mettiamo a disposizione l'Ufficio Europa. L'attività del tavolo della sicurezza sta producendo informazione che parte dai ragazzi delle secondarie di secondo grado, ne abbiamo coinvolto quasi 5.000. Approfitto perché avrete forse letto che si attiveranno dei corsi di formazione per gli over 65, ed è passato un messaggio che forse è giusto condividere con voi, che non era corretto. Cioè, noi non vogliamo che vadano a rifarsi la patente gli over 65, ma mettiamo a disposizione assieme alle scuole guida in forma gratuita e volontaria la possibilità di fare degli aggiornamenti sulla propria conoscenza, per esempio, del codice della strada. E adesso io lancio un esempio che ho lanciato in conferenza stampa oggi. Chi si ricorda com'era il segnale di stop quando ha preso la patente? Rifletteteci, non mi rispondete, perché oggi eravamo in 8 e c'erano 4 risposte diverse. È un piccolo esempio su una stupidaggine, però il codice della strada negli anni è cambiato, e probabilmente l'immissione in una rotatoria piuttosto che alcuni segnali, chi vuole, se vuole, troverà nelle autoscuole la possibilità di fare dei corsi di aggiornamento che li rendono un po' più edotti tutti rispetto all'evoluzione del codice della strada. Quindi non mandiamo scuola a nessuno, non abbiamo nessuna intenzione di far che spendere soldi o anche di torgere patente a qualcuno. Se uno vuole aggiornarsi, troverà nelle scuole guida chi glielo fa in formula gratuita. Sulla cultura mi piace mettere in evidenza il sistema delle biblioteche, anche perché dall'ultima indagine del Sole 24 Ore emerge che la provincia è tra gli ultimi posti per la rete delle biblioteche, ma tengono in considerazione esclusivamente i posti fisici, gli edifici fisici. Noi abbiamo una rete che nel 2023 ha visto oltre 160.000 accessi, e se tenessero conto dell'indice di lettura probabilmente la valutazione sarebbe diversa. E come vedete alle mie spalle sono citati i dati di quanto sia gradito questo sistema di biblioteche messe in rete in provincia.
L'archivio FAST, con le sue 600.000 immagini storiche, è a disposizione a chi ne volesse avere, a chi volesse, tramite il sito che vedete esposto. Spero di essere stato abbastanza sintetico per tutti, e nel ringraziarvi anticipatamente per il tempo che mi avete dedicato. È aperta la discussione. Grazie. Se ci sono interventi. Sindaco Barazza, prego. Servirebbe un microfono, abbiamo un microfono. Sì, a brevissimo arriverà la comunicazione. Sì. Sì, perché la scadenza è il 31 dicembre, ma stiamo vedendo di fare una proroga per il prossimo anno, e arriverà la comunicazione perché è già presentato i progetti, quindi a breve l'ufficio vi contatterà. Sì, la domanda era per coloro che non hanno ascoltato per il bando aree verdi, Sì. perché appunto volevo capire, visto che la scadenza era adesso imminente, prossima, e qualche comune ha presentato, compreso il mio, la domanda, volevo capire com'era, visto che nel bilancio che mi pare che andiamo ad approvare sia previsto un'ulteriore somma, Esatto. o sbaglio? Esattamente, esatto. E infatti arriverà una comunicazione a chi ha già presentato il progetto o l'istanza, per vedere se ci sono integrazioni o comunicazioni. Per gli altri, in base alle risorse che ci sono a disposizione, che avete visto, si farà una proroga del termine, quindi una riapertura del termine. Comunque a breve il dirigente manderà la comunicazione. Va bene, grazie. Grazie. Ci sono altre domande? Vedo il sindaco di San Zenone che scalpita. Prego, sindaco. Grazie mille, buonasera. Vabbè, nulla da dire sul bilancio, perché insomma siete anche troppo bravi, viste le risorse che ci sono. Però devo portare logicamente a conoscenza dell'Assemblea la situazione che sta vivendo da un po' di anni il Comune di San Zenone. Il Comune, cercherò di essere il più breve possibile, alcuni già conoscono già la storia. Il Comune di San Zenone ancora nel 2012 firma un accordo di programma con la Regione del Veneto, Veneto Strade, Pedemontana, Superstrada Pedemontana Veneta, la provincia di Treviso e appunto il Comune stesso, riguardo le opere compensative sulla Pedemontana Veneta, non complementari, c'è differenza, ma compensative. La storia insomma va avanti tanti anni, la Regione non si impegna mai a realizzare le opere. Dai miei precedenti sindaci risponde sempre appunto non ci sono le risorse, eccetera. Arrivo io sindaco, tento di mediare il più possibile con la Regione affinché si inizino a realizzare queste opere, ma queste opere di fatto non vengono mai portate a termine, realizzate. Quindi come sindaco mando prima una lettera alla quale la Regione non risponde, mando quindi una diffida alla quale la Regione non risponde, faccio quindi ricorso al TAR in base al fatto che la Regione ha riservato il silenzio su le comunicazioni che abbiamo mandato, e chiediamo appunto delucidazioni in merito all'accordo. Al TAR vinco e la Regione impugna la sentenza del TAR. La sentenza del TAR quindi va in Consiglio di Stato, la Regione contro il mio Comune, e anche in Consiglio di Stato vinco. In sintesi, le sentenze dicono alla Regione che la Regione è tenuta ad attuare l'accordo previsto nei modi, nei tempi, eccetera, e a convocare la conferenza di servizi. La Regione quindi, obbligata a convocare la conferenza di servizi, convoca la conferenza dei servizi, nella quale è presente anche la provincia, e si vanno a approvare quelle che sono le linee progettuali dell'opera da fare. Stiamo parlando di un'opera di più o meno 5 milioni di euro, che è la riqualificazione dell'intero centro di San Zenone e la realizzazione delle 2 rotatorie. Già in conferenza dei servizi la Regione espone la problematica che la competenza adesso sarebbe provinciale. Perché? Perché la strada prima era regionale, ma adesso è passata di competenza provinciale. Noi cerchiamo logicamente di far valere le nostre ragioni, perché non si parla di competenza sul discorso della strada, ma di competenza in quanto la Superstrada Pedemontana Veneta è in capo alla Regione, vabbè, ma non ci si sente. Cerchiamo di mediare con l'assessore De Berti, che nuovamente logicamente ci chiude le porte, ci dice che ha convocato la conferenza dei servizi e per lei quello che ha detto la sentenza l'ha fatto. Non è purtroppo così. Mi trovo costretto quindi a riscrivere una nuova diffida alla Regione affinché
trovi le risorse come è scritto in sentenza, perché nella sentenza è scritto che la regione è tenuta a portare avanti l'accordo, non solo a convocare la conferenza di servizi. Mando una diffida logicamente alla regione, la regione mi scrive che la conferenza di servizi l'hanno approvata e che le opere saranno realizzate nel momento in cui le competenti amministrazioni lo riterranno opportuno. Competenti amministrazioni per la regione, quindi anche la provincia. Mi trovo quindi a scrivere una lettera a tutti i consiglieri regionali affinché, visto che c'era la previsione dell'approvazione del bilancio regionale, qualcuno portasse l'istanza della regione e del comune di San Zenone, e questo è stato fatto in consiglio provinciale, è stato portato un ordine del giorno a favore del nostro comune, che però la maggioranza della regione, logicamente, insomma, si sa, ha votato contro questo ordine del giorno, cioè ha votato contro 2 sentenze e un accordo firmato e sottoscritto. Quindi adesso io come comune devo logicamente continuare la battaglia per vedermi riconosciuto dopo 12 anni quelli che sono gli accordi che già da tempo sono firmati, siglati, stipulati. Quello che sono qui a dire oggi è semplicemente una cosa. Uno, mi chiedo se, essendo che ho saltato un piccolo passaggio, la regione dopo la mia diffida ha impugnato la diffida e ha ricorso al TAR. Ha ricorso al TAR chiedendo delucidazioni in merito alla sentenza e tirando in ballo anche la provincia, dove logicamente si dice la competenza di chi è della regione o della provincia, cioè chi deve pagare? Deve pagare la regione o la provincia? Quindi la mia domanda è questa. Uno, in maniera ufficiale, perché fino ad oggi siamo sentiti solo telefonicamente, in maniera ufficiale su questa storia, come si pone la provincia. 2, se dovesse avere ragione la regione, dove tiriamo fuori le risorse come provincia, visto che comunque l'accordo è stato siglato prima della riforma che poi è avvenuta delle province, ma questo la regione ancora non lo tiene in conto. E appunto vorrei capire questo, la provincia ufficialmente come si pone in questa storia, perché adesso è presa proprio in causa direttamente dalla regione. Sottolineo che nel momento in cui io adesso andrò avanti logicamente con i legali, stiamo facendo le nostre valutazioni, andremo logicamente a fare un'altra denuncia esposto contro la regione, si andrà di nuovo purtroppo in tribunale in una causa che potrà durare circa 2 anni, nei quali chiederemo i danni alla regione e interesseremo anche la Corte dei Conti. Basta, chiuso. Ci sono altri interventi? Sindaco Paolo Mares. Beh, innanzitutto grazie per l'illustrazione che assolutamente mi convince e confermo sicuramente il mio voto a favore per qualche previsione per l'anno futuro, i prossimi anni. Volevo solo una domanda rispetto a quello che è la questione legata alla paesaggistica, dove noi, molti comuni, abbiamo delegato appunto la provincia a istruire le pratiche, dove purtroppo sappiamo una nota dolente che nelle tempistiche siamo assolutamente molto indietro e continuiamo a avere continue reprimende da parte dei nostri cittadini, se in questo senso la provincia può intervenire per accorciare un attimino i tempi. Grazie. Grazie a lei, Sindaco. Ci sono altri interventi? Bene, comincio dal discorso della paesaggistica, che effettivamente è una spina nel fianco, non ne veniamo fuori, abbiamo potenziato anche gli uffici, siamo in questa situazione ereditando il quintuplicarsi di domande che sono venute alla provincia con l'avvento del 110 e con tempi di risposta lunghi, in quanto appunto l'organico era un po' ridotto, e si sono aggiunte anche amministrazioni comunali che hanno dichiarato di non essere in grado di esercitare la conferenza alla regione e la regione di default ne scarica alla provincia. L'impegno che ci siamo presi è quello di continuare con la formazione del nuovo personale che dovrebbe cominciare a dare delle risposte. Le ultime notizie che ho è che si è rallentato l'accumulo del ritardo. Non stiamo più ritardando, è paradossale, comunque questo dramma ci accomuna alle province tutte. Ho chiesto, laddove ci fosse la possibilità ad alcuni sindaci di riportarsi a casa la competenza, qualcuno l'ha fatto.
qualcuno mi ha detto che lo farà, qualcuno me le ha ritornati indietro ancora perché dopo diventano difficili da gestire. È un tema sul quale dare una risposta con certezza io oggi non sono in grado di dirvi fra 6 mesi andiamo a regime e non ci sarà più il problema, perché sommato alla nostra difficoltà vi è quella della sovrintendenza dopo che paga lo stesso dazio del quintuplicarsi delle domande che facciamo noi. Quindi vi è una serie di concause che ci vedono a non riuscire a dare risposte in tempi celeri. Avevamo attivato dei criteri di urgenza per coloro che avevano dei finanziamenti o dei contributi o qualche preliminare di vendita, solo che i criteri di urgenza ormai superano quelli ordinari perché tutti hanno una urgenza giustificata e quindi i tempi di risposta continuano quasi ad essere quelli simili a prima. Chiedo di avere ancora un po' di pazienza, cercando, noi ce la mettiamo tutta, con le assunzioni del personale abbiamo rimpinguato quell'organico lì, proveremo a fare un punto della situazione magari nei prossimi 3 mesi e vediamo se riusciamo a darvi qualche risposta che possa essere utile come risposta da dare ai vostri cittadini, perché capisco la pressione che subiscono i sindaci rispetto a questo che è forse il problema più grave sotto il punto di vista amministrativo di cui paga dazio la provincia. Sindaco Marin, ancorché magari non sia un punto all'ordine del giorno e forse non è che interessa tutti i sindaci, però capisco anche il suo approfittare di questo momento. Io non posso che confermarle quello che ci siamo detti a livello informale. Come lei giustamente ha evidenziato, quell'opera nasce sulla scorta dell'SPV, che sia compensativa piuttosto che l'altro termine, perché hanno delle differenziazioni sul carattere giuridico che, stante agli avvocati che affiancano di volta in volta chi intenta cause nei confronti della regione, possono avere una valenza diversa l'una dall'altra. La sostanza delle cose qual è? Che noi adesso, in virtù anche di questo ricorso che ha fatto la regione chiedendo delucidazioni, chiedendo un'interpretazione rispetto alla sentenza, perché lei dice che magari l'aver convocato la conferenza dei servizi non sia sufficiente, ma può essere uso condizionale, perché non so che cosa pensi la regione, che la regione pensi di aver ottemperato alla sentenza del Consiglio di Stato, allora adesso ci sarà un giudice che dirà che cosa succederà. Un dato di fatto è che la provincia su quella questione là, nel momento in cui ha sottoscritto l'accordo di programma, non si è assolutissimamente assunto l'onere di finanziare l'opera, e al di là del fatto che oggi non è sicuramente nella situazione di poter assumersi un impegno così oneroso, laddove dovesse dirmelo un giudice, vedremo come comportarci. Ma di certo 5 milioni di euro la provincia di Treviso non li ha, e con il futuro che viene prospettato dalla nuova finanziaria di cui anticipiamo i disagi con l'approvazione del bilancio oggi, ma non è che non li avremo, perché bisogna vedere che cosa approvano, non vedo possibilità per andare ad assumersi impegni rispetto ad uno dei tanti accordi di programma sottoscritti allora e che non hanno trovato realizzazione, perché non è l'unica opera che era ancorata come opere compensative o di mitigazione, chiamiamolo come si vuole, dell'SPV. Non è l'unica, ce ne sono tante. Se un giudice dirà alla provincia che deve dar corso a tutti quegli accordi di programma, io sarò più che felice, molto più felice di tutti quanti noi, perché dopo in qualche modo bisogna dirne che ci dica anche come le paghiamo. Ma giusto per essere franchi, non vi è alcuna possibilità, stante la situazione odierna, che la provincia faccia ragionamenti per finanziare quell'opera. Altri interventi? Sì, so che dopo quando mi citi a giudizio, signor giudice, guardi, quando mi cita a giudizio e chi trascriva dica pure al giudice che dei mi non gli metto. Grazie. E anche Fabio, che sia messo a verbale, tradotto possibilmente in italiano. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, ragazzi, io direi di passare alla votazione. È una votazione che facciamo per appello nominale.
per alzata di mano, facciamo per alzata di mano e eventualmente gli astenuti o i contrari diranno, lo dichiarano. Chiusa la discussione e vi ringrazio della sintesi, passo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Sì, il segretario elenca i numeri. La delibera è passata all'unanimità con la partecipazione dei 49 comuni che rappresentano 579.952 abitanti. Grazie veramente. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che è la designazione di un componente in rappresentanza del territorio della provincia di Treviso a seguito della decadenza del signor Alberto Cappelletto, già sindaco di San Biagio. Deve essere sostituito. Ricordo che il CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, è quell'organo regionale che è chiamato ad esprimersi sulle varie leggi che il Consiglio promuove. Sì, scusa, perdiamo il quorum. Dammi ancora 5 minuti. 5 minuti. Dove sono membri di diritto i presidenti di provincia, il sindaco della città metropolitana e 2 indicati dalle singole province, quindi dobbiamo sentire esprimerne uno. Sono pervenute le candidature del sindaco di Preganziol Paolo Galeano e del sindaco di Follina Mario Collet. Si vota per scrutinio segreto, adesso distribuiranno le schede, poi si passerà con l'urna. Chi avrà ottenuto il 50% più uno dei voti verrà indicato a sostituzione. Prego, sindaco Galeano. Buonasera a tutti. Mi dispiace fare l'intervento perché sono parte in causa, però sì, non c'è nessun altro che lo può fare. Volevo un chiarimento, se possibile, nel senso che mi era stato anticipato che la sostituzione del sindaco di San Biagio doveva essere fatta con un sindaco che governasse un comune della stessa fascia di abitanti, che quindi è sopra i 5.000 abitanti. Adesso io non so quanti abitanti ha Follina, ma mi pare che sia sotto i 5.000. Mi pare che la legge 2017 sia quella che distribuisce i componenti del CAL, mettendo 6 su 10 appartenenti a comuni sotto i 5.000 abitanti e 4 su 10 per comuni che sono sopra i 5.000 abitanti. Allora, dopo non so come mai insomma si siano superati un po' gli accordi che c'erano stati, per carità non contiamo nulla, ma volevo solo capire se era tutto in regola oppure... Sì, sindaco, la parola al direttore, dottor Ricavoli, prego. No, solo una precisazione di carattere normativo. Cioè la legge istitutiva del CAL prevedeva come componenti elettivi 10 sindaci dei comuni non capoluogo di provincia, di cui 6 appartenenti a comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e comunque di cui almeno uno per provincia. Infatti con la prima istituzione del CAL sono stati costituiti dei seggi elettorali veri e propri, cui i sindaci sono stati chiamati a votare. Poi questa norma è stata modificata, infatti siamo qui all'Assemblea dei Sindaci. E siccome sono eletti dall'Assemblea dei Sindaci di ciascuna provincia, la riformulazione è questa. Sono componenti elettivi i sindaci dei comuni designati al loro interno dall'Assemblea dei Sindaci, di cui alla legge del Rio, salto tutti i riferimenti, garantendo una equilibrata rappresentanza dell'autonomia locale e del territorio nel numero di 2 per ciascuna provincia e per città metropolitana di Venezia. Quindi adesso non c'è più quella distinzione dei 6 sotto i 5.000, dei 4 superiori, ma si fa semplicemente riferimento a garantendo un'equilibrata rappresentanza dell'autonomia locale nel numero di 2 per ciascuna provincia. Questo si spiega perché, visto che non c'è più un coordinamento della elezione dei componenti elettivi del CAL come è stato fatto nella prima elezione, ma è ciascuna assemblea che li vota, non è possibile coordinarsi, visto che avviene in momenti diversi, per avere i 6 a livello regionale. E allora ogni assemblea dei sindaci ne deve nominare 2, in questo caso 1 in sostituzione, non c'è più quel riferimento dei 6 e 4. Ecco.
Spero di essere stato chiaro. Sì, grazie per il chiarimento. Se io non partecipo alla votazione, salta il quorum? Eh. No, certo che non lo faccio, però posso dire che dispiace, nel senso che dopo forse alcuni rapporti che si tessono, insomma, avranno portato alcuni obiettivi, alcune soluzioni, forse me l'hanno raccontata storta, però non è che io smani di fare il componente del CAL, mi mancano 6 mesi alla fine dei miei 10 anni e probabilmente non verrà convocata neanche una riunione, è una questione di tipo diverso. Mi dispiace, quindi per non mandare in vacca il lavoro di tutti quanti, per non mandare sì, appunto all'aria il lavoro di tutti, rimarrò per non far saltare appunto doversi... Ah, ok. E allora per correttezza non partecipo. Se non salta, ok. È preso meglio che resto. No.
Buonasera, scusate un attimo, vi ricordo che c'è l'assemblea TS anche per i numeri legali, fatemi una cortesia di rimanere dopo. Ok. È già pronto. Signori, ricordo ai soci di ATS che in questa giornata impegnativa vi vede chiamati a partecipare anche a quest'ultima assemblea, però ATS ha contribuito con un buffet senza acqua. No, l'esito è 38 schede per Collet, 3 schede per Galeano, una bianca e 2 nulle, per un totale di 45, quindi no. Un totale di 44 schede su 45 presenti. 44 schede su 45 presenti, mi sembra di capire che la votazione non è valida, quindi saremo chiamati ancora un'altra volta nel prossimo futuro. Perché che tu impegni? Dai, al di là delle battute, noi i consiglieri provinciali adesso salgono a finire il consiglio. Prego i soci ATS di fermarsi ancora, che sono già qua il presidente e il direttore. E pur comprendendo che è un sacrificio da parte dei sindaci, spero sia gradito il concentrare il momento di grazie anche alla Presidente Roma che ha accolto l'istanza. Tanti auguri anche a te, Bruno.